iniziato a 14 anni per imparare a tessere per farmi il corredo, come facevano tutte le ragazze di Samugheo, che allora si usava farsi il corredo, però non c'era il commercio, diciamo, non si tesseva per vendere le cose, più che altro, cioè qualcosa per vendere, ma si barattava, non so, con persone del capo di sopra, se lo scambiavano con le castagne, con altri prodotti così, della terra. Il laboratorio inizia quando mia madre si è resa conto insomma, di poter dedicare parte del suo tempo a questa passione che ha avuto sin da bambina, che è stata tramandata dalla mamma, e intorno agli anni '80 si è resa conto appunto di poter dare inizio a questa attività. Diciamo che ha sempre avuto questa funzione di supervisore su tutto. Gli abbiamo inserito nuove macchine, ma non abbiamo dimenticato le vecchie, quindi abbiamo circa 25 telai, da quelli completamente manuali, tradizionali in legno, a quelli di ultimissima generazione che vengono gestiti tramite un computer touchscreen. Mia madre ancora, anche se in pensione, è sempre presente, risulta sempre fondamentale per trovare le soluzioni per creare i nuovi tessuti. Tutta la produzione artigianale sarda ha subito un rallentamento dovuto anche all'ingresso nel mercato sardo di oggetti che arrivavano da altri continenti. Stiamo investendo tanto su nuovi prodotti, quindi ce la facciamo sul mercato internazionale con un prodotto che praticamente è inesistente, perché anche il tappeto sardo che consideriamo, o che noi sardi pensiamo sia conosciuto in tutto il mondo, così non è. Quindi sia come dipendenti che come fatturato direi che abbiamo in questo momento ci siamo riallineati ai periodi migliori della conduzione di mia madre. Abbiamo puntato sul mercato internazionale, quindi per il 95% i nostri tappeti, cuscini vengono venduti principalmente nel mercato statunitense e australiano. Stiamo invece puntando in Oriente, Singapore e Corea.